Eder. Mech. Pallister. Il 3 febbraio del 2022 è il giorno degli accertamenti tecnici irripetibili sui reperti trasmessi il 27 gennaio. Tesi al prelievo di eventuali tracce biologiche ed all'evidenziazione di eventuali rilievi dattiloscopici. Alle operazioni tecniche non è presente nessuno degli aventi diritto a partecipare. Prima di iniziare si è proceduto alla fase di pulizia della postazione di lavoro e di tutte le strumentazioni da utilizzare mediante l'impiego di una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% lasciata agire per 10 minuti. La cappa a flusso lamellare viene sottoposta anche ad un ulteriore trattamento di sanificazione con lampade a luce UV per circa 20 minuti. Le operazioni sono iniziate con le foto dei plichi sigillati e la classificazione dei reperti in essi contenuti con l'ausilio dell'SW Lab del Servizio Polizia Scientifica che assegna loro un codice numerico univoco. Proseguendo poi con la documentazione fotografica degli stessi. Rep 00, 21, 65, 97, bottiglia in materiale plastico trasparente chiusa con tappo a vite con sottostante beccuccio di colore rosso, contenente del liquido trasparente per circa un terzo della sua capacità. Rep 00, 21, 66, 10, sacco del tipo per asporto rifiuti in materiale plastico di colore nero delle dimensioni di 106 x 75 cm circa tagliato su entrambi i margini dei lati più lunghi. Avente la superficie intrisa di presumibili residui vegetali. Rep 00, 21, 66, 12, sacco del tipo per asporto rifiuti in materiale plastico di colore nero delle dimensioni di 100 x 70 cm circa tagliato su entrambi i margini dei lati più lunghi. Avente la superficie intrisa di presumibili residui vegetali. Al fine di preservare l'eventuale materiale biologico presente si è provveduto ad eseguire i seguenti prelievi per le successive attività di analisi del DNA, i prelievi effettuati. Definiti traccia sono stati classificati con l'ausilio dell'SW Lab dell'SPS che assegna loro un codice numerico univoco. TRC 0000722937, prelievo effettuato sul Rep 00, 21, 65, 97, in particolare sulle zigrinature esterne del tappo a vite di chiusura della bottiglia. Mediante tampone sterile marca Forensics modello Buccal Swab tube imbibito con soluzione fisiologica sterile e inserito in una busta di sicurezza. TRC 0000722938, prelievo effettuato sul Rep 00, 21, 65, 97, in particolare sul beccuccio di colore rosso, imboccatura. Mediante tampone sterile marca Forensics modello Buccal Swab tube imbibito con soluzione fisiologica sterile e inserito in busta di sicurezza. Tutte le operazioni sono state effettuate utilizzando guanti, mascherine, camici e materiale sterile monouso. Di seguito, il liquido contenuto nella bottiglia pari a circa 121,50 grammi veniva trasferito in apposito contenitore in materiale plastico e classificato come Rep 00, 21, 66, 08. Sigillato in busta di sicurezza per essere consegnato con apposito verbale a personale del laboratorio chimico di questo centro per le successive attività di campionamento e analisi. In sede di accertamenti preliminari, i reperti sono stati ispezionati mediante lampade forensi. Denominate Lumatec Superlite M05 allestite con filtro a luce bianca, 400-700 nm, luce UV, 365-395 nm, luce blu, 455 nm, e luce verde, 530 nm. A seguito degli esami ottici sopra descritti, non sono stati individuati frammenti papillari visibili a luce ambiente o intrinsecamente fluorescenti nelle condizioni di illuminazione descritte. Le attività tese all'evidenziazione con metodi chimici dei frammenti di impronte papillari latenti eventualmente presenti proseguiranno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.